È l'ultima del girone d'andata, la prima del 2024, una nuova guida tecnica, la voglia di ritrovare il gusto e la soddisfazione di fare punti per muovere ulteriormente una classifica sempre molto complicata. Ci sono tantissimi ingredienti nella sfida di oggi, un match tra due squadre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove certezze. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Palazzetto Le Grazie di Verona, la 15ª giornata della Serie A New Energy. È Olimpia Verona Fortitudo Pomezia. I gialloblu di Luca Castagna 2 settimane fa su questo stesso parquet hanno conquistato il loro primo storico e più che meritato punto nella massima serie, incappando però 7 giorni più tardi nell'ennesima debacle di questa prima metà di stagione. I rossoblù del neotecnico Maurizio Grassi, subentrato in settimana al dimissionario Alessandro Nuccorini, hanno l'intenzione di regalare al nuovo mister il debutto migliore possibile, di lasciarsi alle spalle la più che onorevole sconfitta contro la capolista e campionessa d'inverno Olympus Roma e di allontanarsi ancora un po' dalla zona play-out. Andiamo subito alla lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo dall'Olimpia Verona di Luca Castagna in rigoroso ordine numerico con il 3 Fior, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Citraro, 11 William Roccia, 13 Didato, 16 Jorge Santos Rodriguez, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 76 Kaikelemes Florentino, 89 Portuga. Out ancora Luca Ian Baptista, dall'altra parte la Fortitudo Pomezia appunto del neotecnico Maurizio Grassi, anche qui rigoroso ordine di numero con il 3 Esposito, con il 4 Ierai Hernandez Gutierrez, 7 Micheletto, 11 Bueno, 14 Michelangelo, 16 Gattarelli, 18 Raubo, 19 Cesaroni, 21 Tarenzi, 22 Moliterno, 26 Matteus, 30 Dudu, 20 Silveri. Out invece qui un altro defezione di qualità e molto importante, molto pesante, Murilo Ferreira. La terna arbitrale quest'oggi al Palazzetto Le Grazie, il primo arbitro Emilio Romano di Nola, il secondo Michele De Sogus della sezione di Cagliari. Al crono Giacomo Voltarelli di Treviso, è tutto pronto, attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo l'Olimpia Verona con la casacca completamente gialla con dettagli blu, dall'altra parte in verde la Fortitudo Pomezia con pantaloncini neri da destra a sinistra dei teleschermi. È tutto pronto dunque per questa 15ª giornata e l'ultima d'andata è quella giornata che delineerà definitivamente il quadro del primo turno di Coppa Italia, anche se l'Olimpia Verona ultima matematicamente è già sicura di affrontare l'Olympus Roma prima matematicamente con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. L'84 mette Catania, si parte, il primo giro al pallone lo dà l'Olimpia Verona, lo dà Jacopo Ugas che ripete subito e poi nuovamente il pallone da Portuga viene poi atterrato con intensità, con veemenza da Dudu. Alano Farias Eduardo, non c'è fallo secondo gli arbitri, quindi si riparte subito con la prima azione offensiva della Fortitudo Pomezia, della squadra ospite, reduce appunto dicevamo del 3-2 dalla sconfitta con l'Olympus Roma. Subito la bella palla di Jorge Santos per Ugas che sterza, frena, viene poi fermato irregolarmente, in questo caso viene fischiato invece il fallo dal secondo arbitro, il più vicino allo svolgimento dell'azione proprio sotto la postazione da cui inquadriamo questa gara. Dal secondo arbitro appunto Michele De Sogus di Cagliari, il fallo subito da Jacopo Ugas dopo 28 secondi di gioco, l'ha commesso il giocatore con la maglia numero 18, Michael Raubo. Il calcio di punizione dunque in favore dell'Olimpia Verona, della squadra di Castagna, che 2 settimane fa su questo stesso parquet in extremis a 26 secondi dal termine con l'autorete di Saccona ha ottenuto il primo storico punto in serie a 2-2 contro la Came Treviso. Parte proprio Jacopo Ugas, si alza Moliterno all'altezza della barriera, parte Ugas che allarga per Jorge Santos che calcia col destro, anzi no, calcia poi l'ex di turno Jorge Santos. Lo scorso anno per lui l'esperienza appunto con la maglia rosso-blu pometina, con 8 gol in stagione, una più che positiva esperienza appunto con la squadra all'epoca, lo è stata fino a settimana scorsa, di Alessandro Nuccorini. Il possesso poi per Dudu che gioca verso Michelangelo che cerca di imbucare, non raggiunge il pallone Raubo, palla troppo lunga per lui, ben controllato da Portuga nella fattispecie, diversi contatti già intensi, ma comunque una partita che è partita in modo, è cominciata in modo corretto. Non è passato nemmeno un minuto di gioco, per l'esattezza 51 secondi, ovviamente il punteggio è fermo, quello di partenza 0-0. Portuga gioca direttamente da Alessandro Fior, l'unico nuovo arrivato nella sessione di mercato di dicembre per l'Olimpia Verona, nello scambio di portieri con Enrico Ricordi che è tornato in biancorosso. Cioè il primo fallo anche dell'Olimpia Verona, in questo caso lo fischia Romano, il fallo di Jorge Santos, diciamo l'ex di turno ai danni di Micheletto. Dudu
allarga proprio per il numero 7, l'ex Pescara, allarga nuovamente per Dudu che riceve il pallone, lo gioca nuovamente a Micheletto più o meno all'altezza del centrocampo. Raubo gioca bene per Dudu, Dudu che cerca con la suola di superare Alessandro Fior, molto bravo però a recuperare il pallone da terra e a sventare la minaccia. E poi attenzione perché c'è questa scena quasi comica, sperando non ci siano grandi conseguenze, non ci sono, e quindi possiamo sorridere sulla scivolata di Moliterno che va ad abbattere anche il primo arbitro, che va ad abbattere Emilio Romano dopo aver anticipato Jacopo Ugas, che sul lato sinistro del fronte offensivo gialloblu cercava di involarsi, aveva saltato il primo avversario, si è allungato poi il pallone. Moliterno scusate, è uscito, ha anticipato l'ex Nuova Comauto Pistoia battendo anche l'arbitro, ovviamente in modo del tutto involontario. Michelangelo, l'ex Boavista, Benfica e Braga, oltre che soprattutto Sporting Lisbona, campione del mondo ed Europa con la maglia del Portogallo, grande acquisto della scorsa estate della società del presidente Bizzaglia. Lunga fase di possesso per la Fortitudo Pomezia con il tentativo con il destro rasoterra stretto verso il primo palo da parte proprio di Michelangelo Magnocastro, che dai 10 metri va a calciare un bel destro rasoterra, non tocca Fior ma la palla che si spegne sul fondo. La giocata poi cercata da Michael Raubo, abbattuto da William Rocha quando però il pallone aveva già superato la linea laterale del campo. Rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona, si sono esauriti i primi 2 minuti di gioco, entriamo nel terzo, 0-0 al Pala Grazie. Poi il fallo ai danni di Jorge Santos, nuovamente di Michael Raubo, il terzo fallo, e c'è tra l'altro il primo cartellino giallo, forse un po' severa in questo caso la decisione di De Zogus di estrarre il primo cartellino della gara dopo solamente 2 minuti e 6 secondi di gioco. Il primo cartellino giallo dopo il terzo fallo della gara ai danni proprio di Michael Raubo, uno dei migliori giocatori della scorsa annata, il pistolero della scorsa annata rossoblù, con 21 reti al primo anno con la maglia della Fortitudo Pomezia, per lui anche ex Cogianco Latina Ciampino Aniene, appunto alla seconda stagione in maglia rossoblù. Jorge Santos è lui che ha subito il fallo, supera Micheletto di slancio, mette in mezzo, non ci arriva per questioni di centimetri Jacopo Ugas nel cuore dell'area di porta. Il cross, chiamiamolo così con terminologia quasi da calcio a 11 da parte di Jorge Santos Rodriguez, che ha quindi attraversato tutta l'area e si è spento dalla parte opposta. Michelangelo, il più pericoloso in questo avvio di gara, con la conclusione di poco fa che si è spenta di poco a lato, ci riprova con un destro a mezza altezza che Fior però non si fida a trattenere e alza sopra la traversa. Calcio d'angolo dunque, il primo della gara in favore della Fortitudo Pomezia, lo batte proprio Michelangelo che cerca di mettere dentro, non riesce a coordinarsi nessuno, era stato anzi Dudu a mettere dentro dalla bandierina, dall'incrocio delle righe di sinistra del fronte offensivo rossoblù, oggi squadra di Grassi in verde. Michelangelo, uno dei più attivi in questo avvio di gara, cerca il movimento dei compagni, trova l'opzione buona in Dudu che riceve poi smista nuovamente per Micheletto, gioco di gambe veloce, cerca di imbucare, di verticalizzare per Raubo, ha capito tutto e ha respinto, palla lontano William Rocha, è Moliterno a raccogliere, a cedere poi al numero 30 a Dudu, Eduardo Alano Farias, anche lui alla seconda stagione in maglia Fortitudo Pomezia, per lui classe 96, italo-brasiliano, nazionale azzurro, lo scorso anno 6 gol con la maglia rossoblù, ex tra le altre anche nella sua precedente esperienza italiana acqua e sapone, mentre invece la precedente esperienza prima del Fortitudo Pomezia era stata in Francia con la maglia del Lille. È proprio Dudu a servire Micheletto con la suola sugli sviluppi della rimessa laterale, e poi ancora Michelangelo, giocatore che ci sta provando con più frequenza in questo avvio di gara in questi primi 3 minuti e 8 secondi di gioco, mancano 16,52 all'intervallo. Calcio d'angolo in favore della squadra di Grassi, batte ancora Dudu che scodella per Michelangelo con il destro, molto bello, ben impattato, ha respinto credo Portuga se non erro, anticipando anche l'intervento di Alessandro Fior che sembrava ben appostato sulla traiettoria. Altra occasione importante per la Fortitudo Pomezia, ancora con Michelangelo Magnocastro, indica il corretto punto di battuta romano a Micheletto, si torna leggermente indietro, torna ulteriormente indietro il pallone per Dudu, ancora Michelangelo, un po' di spazio, il gioco
con la suola ad eludere l'intervento di William Rocha, che poi può partire. Il pallone però nel giro, nella deviazione, poi l'ultimo tocco è stato proprio di Michelangelo, anche se non sembra d'accordissimo con la decisione di De Sogus. L'ultimo tocco è stato pometino e quindi Veronese invece l'ha rimessa in gioco, la rimessa laterale con il primo tocco del pallone anche per Dario Giannattasio. Appena entrato è uscito Portuga, il mago giallo-blu, sostituito appunto dal nativo di Solofra, il numero 17 della squadra di Castagna. Micheletto gioca verso il numero 26, è entrato Matteus Reinaldi Caetano. Ancora Dudu che gioca con Micheletto, che allarga nuovamente a Matteus, cerca di disorientare Jorge Santos sul posto, allarga poi per Michelangelo, ancora lui, ancora con il destro, ancora una deviazione in questo caso di Dario Raffaele Giannattasio in calcio d'angolo. 15:57, cerca di aumentare la pressione la squadra ospite, squadra laziale, di punti in classifica ne ha 16, ben 15 in più rispetto al fanalino di coda Olimpia Verona. Ancora Michelangelo che si libera bene a ricciolo uscendo dai blocchi, dal sistema di blocchi del difesa giallo-blu. Non inquadra però con un destro di prima intenzione la porta, difesa da Alessandro Fior. Osserva l'ex Mantova, già comunque in giallo-blu in passato 2 anni fa, nella stagione in Serie A2, con Pino Milella come allenatore. Osserva dunque il pallone uscire. Si riparte con Dario Giannattasio che cerca un po' un dribbling in zona pericolosa, va poi a risolvere, a rimediare, anticipando il neoentrato. Un altro dei neoentrati ha cambiato praticamente tutto il quintetto di partenza, il quartetto diciamo di movimento, a parte il portiere moliterno Grassi. È stato nella fattispecie Matteo Esposito, l'ex Todis Lido di Ostia. Ierai, anche lui nuovo arrivato nell'ultima sessione di mercato in questo caso. La giocata da parte di Cesaroni verso Matteus, la palla lunga di Cesaroni a cercare Esposito e in anticipo Jorge Santos che cede a Fior, che poi con i piedi è costretto ad allontanare il pallone in una zona dove non ci sono compagni, dove può procedere dunque alla rimessa in gioco con i piedi Matteo Esposito per un nuovo possesso di una Fortitudo Pomezia che sta cercando di aumentare i giri del proprio motore, di aumentare la pressione sulla difesa giallo-blu per far valere anche la propria miglior classifica, sicuramente anche il maggior tasso tecnico di qualità. Matteus spalle alla porta, lo cerca di controllare Dario Giannattasio, torna all'indietro da Ierai, poi una giocata da parte di Cesaroni proprio verso Matteus che cerca nuovamente di disorientare Dario Raffaele Giannattasio con un gioco di gambe, poi cerca l'imbucata verso Matteo Esposito, un pallone fuori misura, raccolto facilmente Fior. Jorge Santos cerca di ripartire l'Olimpia Verona, spezzare la lunga fase di supremazia quantomeno territoriale da parte della Fortitudo Pomezia. William Rocha, il capitano gialloblu, allarga sulla destra per Kaiky Lemes Fiorentino che cerca bene e trova Jorge Santos che si porta il pallone sul mancino, cerca lo spazio per la battuta verso la porta, non lo trova. Di lui impressione Ierai. Kaiky Lemes che cerca lo scambio con Dario Raffaele Giannattasio, non si chiude lo scambio tra i due ma resta in possesso palla l'Olimpia Verona. Giannattasio verso Jorge Santos, si di lui impressione Cesaroni che lo attende quasi in surplus, il 16 giallo-blu. In rete settimana scorsa, la rete dell'illusorio vantaggio sul campo del Ciampino. Attenzione a Florentino, Kaiky Lemes che si gira bene e trova la grande risposta di Moliterno. Grande occasione per l'Olimpia Verona, la prima del match per la squadra di Castagna. Dopo una lunga fase di possesso si è liberato bene in posizione di terminale offensivo di pivot Kaiky Lemes Florentino, mentre ci prova poi al volo sul corner battuto da Giannattasio anche Jorge Santos Rodriguez. Bravissimo Moliterno a respingere la conclusione di Kaiky Lemes Florentino, vicino dunque al primo gol in stagione l'ex San Caetano e Alcadisia. Ancora Jorge Santos che recupera la palla vagante, la respinta della difesa fortitudina dopo il proprio stesso tentativo. Giannattasio, la palla verso Kaiky Lemes, su di lui Cesaroni, ancora Kaiky Lemes con il destro, si perde però senza il dovuto angolo di tiro e di porta a disposizione sul fondo. In questo caso non deve intervenire Moliterno, decisivo poco fa
dato anche Gattarelli nel frattempo, un altro ex Todis Lido di Ostia, già in squadra, già giocatori, Esposito e Gattarelli di Grassi, che appunto ha costruito finora la propria carriera in panchina con appunto la società del Todis Lido di Ostia. Tra Serie A e Serie A2, Gattarelli allarga verso Cesaroni che verticalizza per Matteus, circumnaviga la difesa giallo-blu, l'area larga, attenzione Cesaroni che poi cerca verso l'interno Matteus e poi Kaikelemes che riesce a tenere in campo il pallone sul servizio che sembrava leggermente troppo lungo da parte di Giannattasio, tiene in campo il pallone, guadagna anche la rimessa laterale, esce nel frattempo Matteus, rientra Raubo alle fila fortitudine della formazione pometina, Ugas direttamente con il destro da lontano, un destro che centra la porta e trova la risposta del sempre attento Moliterno, che ha visto di peggio poco fa con il tentativo sotto porta, sotto misura da parte di Kaikelemes Florentino. Cerca poi il dribbling su Mika Raubo, Jacopo Ugas, allungandosi però troppo il pallone che supera la linea laterale del campo e dunque si procederà. Si è già proceduto alla rimessa laterale in favore della Fortitudo Pomezia. 0-0 quando nei minuti ne mancano poco più di 12 al Sirena che decreterà l'intervallo. Il velo di Esposito a favorire l'intervento di Raubo che gestisce il pallone di Gattarelli, torna proprio dal 16, Cesaroni ancora il 16, Gattarelli che cerca il dribbling in mezzo a due, lo anticipa Kaikelemes Florentino, è entrato anche Federico Nardi tra i giallo-blu, in qualche modo riesce a far pervenire il pallone a Ugas, Kaikelemes può ripartire la Fortitudo Pomezia dopo aver recuperato il pallone, Esposito però non riesce ad accelerare l'azione perché non trova compagni nelle migliori condizioni, o meglio per appunto ripartire e verticalizzare. E poi Ugas che tocca il pallone, duello tra i due numeri 19, Cesaroni e Ugas, il tocco è del rosso-blu oggi in maglia verde e dunque proprio davanti all'arbitro romano Di Nola la rimessa laterale in favore giallo-blu. Attenzione a Nardi che riesce a sgusciare via molto bene alla guardia di Gattarelli, viene anticipato da Moliterno, ripartenza della Fortitudo Pomezia, Micheletto che cerca Raubo che invece di andare direttamente per i pali verso la porta cerca nuovamente Cesaroni sul secondo palo, non riesce a coordinarsi il numero 19 Paolo Cesaroni, arrivato la scorsa estate dalla Real San Giuseppe, grande occasione in ripartenza per la Fortitudo Pomezia, forse assieme a quella di Kaikelemes Florentino la più importante della gara finora, e poi la conclusione ancora di Michelangelo con il petto addirittura Alessandro Fior e l'ultimo tocco è poi di Gattarelli. Fase della gara veramente caratterizzata da grande intensità e grande agonismo, ritmi veramente elevati. Ancora molto bravo Federico Nardi a controllare il pallone, a cederlo a William Roccia con il destro, la deviazione di Mika Raubo in calcio d'angolo, da buona posizione a calciare il capitano giallo-blu in rete nell'ultima gara casalinga contro la Camere Treviso, il secondo gol della sua stagione dopo quello realizzato anche contro l'Olympus Roma. Calcio d'angolo dunque in favore della squadra di casa, della squadra di Luca Castagna, quando ci stiamo avvicinando alla metà del primo tempo. 42 secondi alla metà appunto della prima frazione di gioco. Nuovamente William Roccia dal calcio d'angolo, Portuga allarga per Ugas che cerca di superare Gattarelli, gioco di gambe per il numero 19 giallo-blu che poi perde il pallone e va a toccare irregolarmente Michelangelo che l'aveva anticipato e aveva fatto ripartire l'azione della squadra di Grassi. Non c'è cartellino da parte di nessuno dei due arbitri verso Jacopo Ugas, il quarto fallo della gara, 2-2 il conto delle irregolarità, un cartellino giallo verso Mika Raubo in questo avvio di gara e soprattutto il punteggio che conta che dice ancora 0-0 sul tabellone del Palla alle Grazie. Jacopo Ugas riesce a evitare il tiro da parte di Dudu, recupera poi palla il team pomettino, la squadra laziale, palla recuperata, attenzione da Dudu che serve, cerca di servire Raubo con un pallone
fuori misura, grande occasione sprecata dalla Fortitudo Pomezia, era un 3 contro 1 e Dudu, dopo aver recuperato palla alla difesa giallo-blu, è riuscito però, ha servito fuori misura, troppo lungo. Raubo, è proprio Raubo che si porta il pallone sul destro, calcia sul primo palo, lascia pietrificato Fior, è 1-0 all'11° minuto, al Palla alle Grazie, avanti la Fortitudo Pomezia. La riproposizione rallentata grazie alla regia curata da Filippo Piovesan, la giocata, il break offensivo, la transizione da parte di Dudu che serve sulla sinistra, Michael Raubo che si porta il pallone sul destro, si accentra, calcia stretto sul primo palo, a cogliere in controtempo e a lasciare di sasso immobile Alessandro Fior. È il gol del vantaggio al minuto numero 11, è l'1-0 della Fortitudo Pomezia, è il 12° gol stagionale del giocatore con la maglia numero 18, il miglior marcatore della squadra rossoblù. È lo stesso Bueno, ora il nuovo entrato Lorenzo Minetto Bueno, che gioca il primo pallone della sua gara, viene anticipato da Portuga, guadagna per i suoi. Rimessa laterale e dunque ha sbloccato la gara, ha stappato il match del Palla alle Grazie Michael Raubo con la rete al minuto numero 11, un bel gol di pregevole fattura con un destro sul primo palo a lasciare fermo, immobile Alessandro Fiore, il 12° gol stagionale del classe 98 del pistolero. Scorso anno 21 reti, è già su un'ottima media anche quest'anno, a metà stagione finora, alla gara proprio di metà stagione, l'ultima gara del girone d'andata, ha realizzato il 12° gol. La gara è ancora lunga con Michelangelo che cerca la giocata, si porta il pallone sul mancino, calcia a mezza altezza con un mancino che non fa troppa paura a Fior, che ovviamente non si fida e respinge con i pugni. Rimessa laterale in favore della squadra ospite, può ripartire in contropiede l'Olimpia Verona con Portuga che imbuca per Jorge Santos, a spazio il 16, Jorge Santos verso Portuga, Portuga fermato, non è calcio di rigore per De Sogus, nemmeno per Romano. Riparte la Fortitudo Pomezia con Bueno, Bueno serve Micheletto, Micheletto con il mancino verso il primo palo, a lato, non deve intervenire Fior, il pallone che sfila sul fondo. 8 minuti e 26 secondi dice il tabellone al termine del primo tempo, quando si va alla prima sospensione tecnica, il primo time out chiamato da una delle due panchine, con il punteggio chiamato nella fattispecie dalla panchina giallo-blu da Luca Castagna, con il risultato sull'1-0 sbloccato poco più di un minuto fa da Michael Raubo per il 12° gol stagionale e qualche timida, a dire la verità, protesta giallo-blu sull'occasione precedente. Un bel contropiede gestito in tandem da Portuga e Jorge Santos. La giocata da parte di Portuga, che non aveva spazio per la battuta a rete in quel momento, è andato a sterzare sul mancino, è stato fermato con veemenza da un avversario, da un giocatore rossoblù, ma sicuramente non sembravano esserci gli estremi per la concessione di un calcio di rigore. Si era in area di porta, ma sembrava un contatto abbastanza veniale, non tale, intensità tale da giustificare la concessione dell'estrema punizione. Quindi a 8 minuti e 26 secondi dopo il time out tecnico chiamato da Luca Castagna e le indicazioni anche del neotecnico rossoblù Maurizio Grassi ai propri giocatori, si può riprendere il gioco, una partita che negli ultimi minuti, soprattutto dal quarto-quinto minuto in poi, è stata veramente di grande intensità, di grande agonismo, con azioni da una parte e dall'altra, anche qualche difficoltà nel reggere il ritmo dei giocatori in campo, nel raccontarvi le emozioni di questa gara, ovviamente sugli schermi, sulle frequenze di Futsal TV, che vi racconta tutta la Serie A femminile e tutta la Serie A maschile di calcio a 5, oltre a partite internazionali, partite delle serie minori. Dudu. 8 minuti esatti al termine del primo tempo. Jorge Santos gioca male verso Nardi, può ripartire con Bueno che controlla male, però poi non si intende con Micheletto e dunque riparte nuovamente Jorge Santos che allarga per Kaikelemes, ha parato con i piedi alla grande il miracolo di Molitierno. Ottima chance in ripartenza per l'Olimpia Verona, nuovamente vicina al gol del pari, prima in precedenza con lo stesso Kaikelemes Florentino, ma vicina al vantaggio con la grande parata di Molitierno. Ancora strepitoso l'estremo difensore rossoblù, in questo caso sul
giocatore brasiliano ex San Caetano e Al-Qadisiyah in Kuwait, anzi scusate, in Arabia Saudita, l'esperienza con l'Al-Qadisiyah. Ancora vicino dunque il numero 76, il primo gol in campionato, in questo caso si sarebbe trattato del gol del pari. Ancora strepitoso il 22, Moliterno, classe 89, a respingere, a dire di no, ad alzare la saracinesca. Matteus che riceve direttamente da Jerai, controlla e spara col destro in diagonale, palla che si perde di poco sul fondo, di poco a lato, con la decisiva e quindi mi sento dire strepitosa deviazione di Alessandro Fior. Calcio d'angolo in favore della Fortitudo Pomezia, vicinissima dopo aver rischiato di subire il pari al gol del raddoppio. Si è immolato Alessandro Fior a parare, ad evitare il raddoppio, e poi la conclusione di Jerai che ha ricevuto dal corner direttamente da Dudu. Qualche difficoltà per l'Olimpia Verona nel gestire il disimpegno e la ripartenza, con Portinari che ha gestito poi il pallone in tandem con Giannattasio. Il tacco, poi il colpo di tacco a cercare di far correre Kaikelemes da parte di Jorge Santos, che si perde in fallo laterale. Siamo entrati nel 14° minuto di questo primo tempo. Al Pala Le Grazie, Olimpia Verona 0, Fortitudo Pomezia 1. All'11° la rete che sta decidendo il match fin qui da parte di Michael Raubo, il capocannoniere della Fortitudo Pomezia, capocannoniere anche considerando entrambe le squadre. Lungo giro palla da parte della Fortitudo Pomezia, che è squadra, curiosità statistica, con la miglior percentuale dei passaggi, di precisione nei passaggi in questa Serie A, con l'87,5%, una statistica fornita dalla divisione calcio 5 grazie anche alle statistiche fornite dal partner Bipro. Quindi dicevamo, curiosità statistica che può un po' sorprendere considerando la posizione in classifica della squadra ora di Grassi in precedenza di Nuccorini, ma sicuramente queste sono statistiche che appunto non devono essere influenzate da considerazioni di classifica e di mera posizione delle squadre in campionato. E poi il tentativo di Jerai con il destro potente ma non preciso, aveva ricevuto direttamente dal corner, direttamente da Matteo Esposito. Jerai, l'ex tra le altre Eco City Genzano, già in passato con la maglia della Fortitudo Pomezia, stagione 21-22, la stagione che la società del presidente Alessio Bizzaglia ricorda con estremo piacere, la stagione della promozione in Serie A, della prima promozione in Serie A, stagione in cui anche la società pomettina ha ottenuto la vittoria della Coppa Italia di Serie 2 in quella stagione appunto. Jerai Hernandez Gutierrez giocò in maglia rosso-blu. La giocata di Matteo Esposito con il destro, il piattone destro piazzato verso il secondo palo, verso il palo lontano, dopo aver ricevuto l'ottima sponda sapiente come al solito di Michael Raubo di prima a liberarlo a rimorchio. Il bel destro di prima intenzione da parte di Matteo Esposito, che si perde di poco sul fondo. Ci stiamo avvicinando all'ultimo quarto, ad esaurire i 3 quarti del primo tempo al Pala Le Grazie, scusate. La giocata poi cercata da Portinari, che supera Matteus, che gli tocca il pallone, fallo laterale, Giannattasio verso Portinari, un destro poco convinto, poco mordente, riesce comunque a recuperare Jorge Santos ha spazio, viene fermato prima da Raubo, poi da Cesaroni e poi Portinari che arriva prima di Raubo, arriva a scagliare il destro direttamente verso la porta di Moliterno. Destro che si perde sul fondo, lontano dalla porta del numero 22, che come detto in precedenza ha visto di peggio in questa gara, con 2 autentici miracoli sui tentativi, sui tiri di Kaikelemes e Fiorentino. La fuga poi impossibile da parte di Dario Raffaele Giannattasio, che si allunga poi il pallone raccolto da Moliterno, che ha già fatto ripartire l'azione dei compagni. Gattarelli ha ricevuto sul lato sinistro del fronte offensivo rosso-blu, l'imbucata di Michelangelo ancora verso Raubo, che cerca una soluzione simile a quella provata in precedenza, decisiva fin qui per il gol che sta decidendo la gara, l'unico gol del match. Questa volta ha capito tutto Kaikelemes Fiorentino, che ha respinto poi il tentativo solo contro tutti, contro tutta la difesa rosso-blu da parte di Pietro Portinari, senza fortuna. Rimessa laterale ora in favore della Fortitudo con Michelangelo. Movimento di Raubo, cerca di entrare dentro il campo, di accentrarsi
il portoghese, fermato dal brasiliano Kaiky Lemes. Il quinto fallo della gara, il terzo dell'Olimpia Verona. Attenzione a Dudu, anzi a Raubo, che ha un po' di spazio, non lo sfrutta bene, viene fermato da Kaiky Lemes, che ha fatto correre William Roccia, affrontato da Gattarelli. William Roccia, il mancino, è proprio il numero 16 della Fortitudo a mettere in scivolata il pallone in calcio d'angolo. Nuovamente giro dal corner per l'Olimpia Verona, quando mancano esattamente 4 minuti al termine di questo intenso primo tempo al Pala Grazia, sempre 0-1. Calcio d'angolo in favore dell'Olimpia Verona, battuto da William Roccia, che scodella all'indietro verso Portuga, il mago, pallone che arriva addirittura nella metà campo difensiva gialloblu. Portuga direttamente all'indietro da Fior, che poi con i piedi lancia lungo verso Ugas, un pallone troppo lungo, ingestibile del numero 19 cagliaritano, classe 96. Michelangelo allarga tutto il fronte del gioco verso Micheletto, ancora Michelangelo in verticale verso Raubo, che riesce a girarsi fronte alla porta. Micheletto dentro verso Michelangelo, ha capito tutto provvidenzialmente a toccare, ad allontanare Kaiky Lemes. Dall'altra parte verso Moliterno, che con calma può far ragionare la propria squadra. Micheletto imbucata nuovamente verso Raubo, cerca di girarsi, e poi a Gattarelli la grande conclusione, e se non vado errato colto in pieno il palo. Così è, perché si lamentano i giocatori gialloblu della rimessa laterale concessa in favore della Fortitudo Pomezia. Grande conclusione di Gattarelli, e poi Michelangelo che colpisce in pieno proprio il numero 16, appunto Daniele Gattarelli, centrale difensivo classe 91, arrivato proprio a dicembre, uno dei nuovi acquisti, degli acquisti più freschi della società del presidente Pizzaglia, arrivato in estate, scusate, a dicembre dal Sandro Abate Avellino. In cui ha giocato appunto la primissima parte di stagione, realizzando un gol. Recupera palla Portuga su Micheletto, che poi però riesce a recuperare bene in velocità. Il fallo poi è di Portuga, perché Micheletto aveva guadagnato la posizione di vantaggio, e dunque Marino va a fiscare il fallo proprio al mago gialloblu, sesto della gara, quarto per Olimpia Verona. La bella giocata di Michelangelo, che allarga verso Micheletto, tutto solo verso il secondo palo, correva sul lato destro del fronte offensivo rossoblù. Palla però troppo lunga verso il numero 7, l'ex Pescara, con la testa Ugas, in anticipo Raubo su William Roccia, molto bravo con la solita grande sapienza tecnica e tattica Michael Raubo a gestire il pallone, a far respirare e dare ariosità alla manovra dei propri compagni. E poi Michelangelo per l'ennesimo tentativo, l'ennesimo destro, l'ennesima conclusione personale della propria partita, si perde nuovamente sul fondo. 2:28, rimessa laterale, rimessa dal fondo anzi per l'Olimpia Verona, con Fior che ha ceduto con le mani verso William Roccia, che non si intende e cede lungo un pallone a metà strada tra Giannattasio e Ugas. E poi c'è lo strepitoso numero, strepitosa giocata, un sombrero di Leonardo Zanotto Micheletto, che salta di gran carriera Kaiky Lemes Fiorentino, che lo abbatte proprio davanti alla panchina gialloblu e va a concedere calcio di punizione. Viene ammonito da Romano, molto vicino allo svolgimento dell'azione. Giusto il cartellino giallo per il numero 76 gialloblu, è il secondo giallo della gara, dopo quello estratto dopo pochissimi minuti di gioco all'indirizzo di Mika Raubo, il match winner fin qui della gara, la sua rete, l'unica del match finora, realizzata all'11° minuto. E ora appunto il secondo giallo, con un Olimpia Verona che deve stare attenta. È il quinto fallo, c'è poi il blocco irregolare, l'ancata da parte di Micheletto proprio su Jacopo Ugas, che resta a terra dolorante. Blocco irregolare per cercare di liberare la conclusione di Matteus Reinaldi Caetano, che era anche arrivata, si era persa sul fondo alla destra di Fior. Aveva fermato tutto però Romano in precedenza, vanificando lo svolgersi dell'azione per effetto appunto del fallo, del blocco irregolare di Leonardo Zanotto Micheletto, ex
Futsal Pescara, oltre che Caos, Savia Testa Mantova e Real San Giuseppe, 10 reti lo scorso anno per lui proprio con la maglia del Futsal Pescara, che quest'anno ha rinunciato invece all'iscrizione della squadra maschile in Serie A. Dudu verso Cesaroni, che cerca nuovamente lo scambio col 30, lo chiude, molto bravo Cesaroni, che prima però di andare alla conclusione verso Fior viene fermato, stoppato dallo strepitoso recupero difensivo di Kaikel Emesh, quando mancano esattamente 100 secondi, 1 minuto e 40 secondi all'intervallo. C'è calcio d'angolo dunque in favore della Fortitudo Pomezia, sempre in vantaggio di un gol, e però la ricerca di un raddoppio che renderebbe leggermente più facile il proseguo del match, molto lungo ancora, con Cesaroni che ha un po' di spazio, cerca un sinistro in diagonale verso il secondo palo, un tiro cross, la deviazione di Kaikel Emesh, nuovamente rimessa laterale in favore della squadra di Grassi. Dudu che controlla il pallone da ultimo giocatore, da ultimo uomo per la squadra ospite, con l'esterno Matteus, Rinaldi Caetano verso Paolo Cesaroni, ancora il 26 verso il 30, verso Dudu, ancora Matteus, ha un po' di spazio, Matteus sterza sul mancino, non c'è stata alcuna deviazione nemmeno di Kaikel Emesh, che si era buttato a corpo morto per deviare la conclusione, si è persa dunque sul fondo, svirgolata direttamente per la soluzione da parte di Matteus, e poi Cesaroni che in tandem con Esposito va a fermare l'azione di William Roccia. 1 minuto 4 secondi al termine del primo tempo, ultimi tentativi da parte dell'Olimpia Verona per rientrare nel match, per agguantare il pari. William Roccia che cerca di sfuggire a Dudu, non c'è fallo, non lo fischia nessuno dei due arbitri, né Romano né De Sogus. Matteus può ripartire, si alza su di lui la pressione di Kaikel Emesh che è vincente, poi col recupero di William Roccia. Giannattasio con un mancino da posizione troppo lontana dalla porta da Moliterno, che non si fa assolutamente impaurire dal tiro con il mancino, con il piede forte da parte di Dario Raffaele Giannattasio, l'ex Pirossigeno Cosenza. Corso anno per lui 3 reti nella stagione appunto vissuta a metà tra Pirossigeno Cosenza e Olimpia Verona. Il passaggio in giallo-blu dal mese di dicembre. Poi Fior che va ad anticipare Dudu. 36 secondi al termine del primo tempo. Match ancora in equilibrio, con un Fortitudo Pomezia che ha sfiorato in più occasioni il raddoppio, vicina comunque in un paio di circostanze al pari anche l'Olimpia Verona. Palla che schizza verso l'area giallo-blu, allontanata da Giannattasio. Pallone che si alza, si impenna e va a colpire le travi in legno del soffitto del Pala Le Grazie. Dunque si riparte con una rimessa laterale per la Fortitudo. Cesaroni in verticale verso Matteus che controlla bene il pallone, su di lui con un grande mismatch fisico, ma riesce comunque ad allontanarlo dalla porta Giannattasio. E poi Cesaroni che cerca di saltare Jorge Santos, che in modo regolare e smaliziato va a disorientarlo, meglio a disturbarlo e a togliergli l'equilibrio necessario per andare nel migliore dei modi, nelle migliori condizioni di coordinazione, a calciare o a mettere dentro un pallone interessante per i compagni. Palla che si è persa sul fondo. 8 secondi al termine della prima frazione di gioco. Morirà probabilmente qui il primo tempo, lo congela il pallone l'Olimpia Verona senza andare a cercare la conclusione verso la porta di Moliterno. Si chiude dunque il primo tempo al Pala Le Grazie per la 15ª ed ultima giornata del girone d'andata della Serie A New Energy. Olimpia Verona e Fortitudo Pomezia vanno al riposo con il vantaggio ospite per la squadra di Maurizio Grassi, con la rete firmata al minuto numero 11 da Michael Raubo, che sta decidendo la gara fin qui. Ci sentiremo tra poco per la ripresa, sempre qui ovviamente su Futsal TV.
Bentornati dal Palazzetto Le Grazie, amici di Futsal TV. Tra pochissimi istanti Olimpia Verona e Fortitudo Pomezia daranno il via al secondo tempo della gara valevole per la 15ª ed ultima gara del girone d'andata della Serie A New Energy. Primo tempo che si è chiuso con il vantaggio della squadra di Maurizio Grassi, neotecnico pometino, per effetto della rete realizzata al minuto numero 11 da Michael Raubo. Minuto 11 il gol e rete numero 12 in campionato per colui che è il miglior marcatore della squadra laziale in questa prima metà di stagione, seguito a 8 da Michelangelo, anche lui, anche il portoghese, molto pericoloso, più volte vicino alla rete personale, fermato a volte dalla scarsa precisione e molte altre volte, in molte altre occasioni invece dalla prontezza sempre di riflessi di Alessandro Fior. Tutto è pronto dunque in questa ripresa in campo dall'inizio Matteus Caetano Rinaldi, che giocherà il primo pallone, lo farà girare questo primo pallone. Ricordiamo anche la terna arbitrale di questa sera al Palazzetto Le Grazie, con il primo arbitro che è Emilio Romano di Nola, il secondo Michele De Sogus di Cagliari, al crono Giacomo Voltarel di Treviso. Dunque Olimpia Verona 0, Fortitudo Pomezia 1, all'11° Michael Raubo. C'è da sistemare la rete della porta che sarà difesa in questa ripresa, porta alla nostra destra, sarà difesa da Alessandro Fior. Sta procedendo al rattoppo della rete della porta Antonio Sergio, il preparatore dei portieri giallo-blu. Dunque qualche secondo di attesa prima di procedere con i secondi 20 minuti di gioco effettivo. Olimpia Verona, dicevamo, sempre ultima in classifica con un punto conquistato qui 2 settimane fa, sabato 23 dicembre, sullo stesso parquet del Palazzetto Le Grazie contro la Came Treviso, che all'epoca poteva considerarsi la squadra più in forma del campionato, veniva da 5 vittorie consecutive. Fortitudo Pomezia invece 12ª con 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. Viene da una più che onorevole sconfitta contro la capolista e squadra campionessa d'inverno Olympus Roma, in generale da un buon periodo di forma nelle ultime settimane, anche se dopo l'ultima sconfitta contro l'Olympus Roma sono arrivate le dimissioni ricevute e accettate dalla società pometina da parte di Alessandro Nuccorini, che era dal 2022, dall'estate 2022, in sella alla panchina rossoblù. Primo tentativo dopo 20 secondi esatti in questa ripresa da parte di Leonardo Zanotto Micheletto, l'ex Pescara, che ci prova con un destro sporcato da un sinistro, scusate, sporcato da un difensore giallo-blu, e poi nuovamente col sinistro Michelangelo, un tiro cross che stava favorendo l'intervento nuovamente di Micheletto all'altezza del secondo palo. Non riesce a coordinarsi il 7 con i capelli biondo platino per indirizzare verso il fondo della porta difesa da Alessandro Fior, poi non controlla Jacopo Ugas, regolare il contatto con Dudu, Edoardo Alano Farias Dudu, dicevamo alla seconda parentesi italiana della propria carriera dopo quella vissuta con la maglia dell'Acqua e Sapone alla Fortitudo Pomezia, al secondo anno con la Fortitudo Pomezia, arrivato nel 2022 dalla formazione francese del Lille. Torniamo in cronaca con Portuga che gestisce il pallone, non si capisce con Ugas che fuggiva in profondità, cercava il pallone sui piedi mago giallo-blu. Ugas che però andava lungo verso la porta, fuggiva verso la porta di Moliterno, estremo difensore rosso-blu, strepitoso in 2 occasioni nel primo tempo sui tentativi di Kaikelemes, prima sullo 0-0 poi sullo 0-1, e poi il tentativo cercato da Matteus con un destro che si perde sul fondo. Deve allacciarsi gli scarpini il 26 rosso-blu, poi c'è qualche problema, qualche indicazione da dare da parte dell'arbitro Emilio Romano di Nola alla panchina rossoblù. Si può ora procedere con Fior che ha giocato verso William Roccia, il pallone gestito molto bene da Ugas in mezzo a 3 avversari e ceduto all'indietro da Portuga. William Roccia ancora verso il mago con la maglia numero 89. Ugas, tocco di suola, controlla il pallone, torna indietro, lunga fase di possesso palla giallo-blu,
l'esterno Roccia, ancora Ugas cerca di tenere palla la squadra di Luca Castagna con Jorge Santos, l'ex di turno in passato scorso anno al Fortitudo Pomezia, va un po' ad intestardirsi il 16 e perde palla sulla pressione poi di Micheletto. E poi attenzione perché c'è stato a palla lontana la sbracciata da parte di Michelangelo Magno Castro, che va a liberarsi lontano dalla palla irregolarmente con una sbracciata di troppo su Jorge Santos, che termina a terra accentuando forse un po' gli effetti del contatto con il portoghese con la maglia numero 14, e va ad ammonirlo però Michele De Sogus. Non è piaciuta forse l'eccessiva e troppo veemente sbracciata da parte dell'ex Sporting Lisbona, giocatore campione del mondo nel 2021 e d'Europa nel 2022 con la maglia del Portogallo. Jorge Santos verso Ugas che prova il mancino, ancora Jorge Santos, due volte Dudu a fermare i tentativi giallo-blu, nuovamente in possesso ma questa volta in fase difensiva, in zona difensiva l'Olimpia Verona, con Jorge Santos che trattiene troppo a lungo Micheletto, che l'aveva anticipato in modo evidente, e dopo c'è la trattenuta troppo prolungata da parte di Jorge Santos sul 7 di maglia verde, e dunque il secondo fallo del primo tempo, del secondo tempo, scusate, uno per parte. Il punteggio che conta dice sempre Olimpia Verona 0, Fortitudo Pomezia 1 all'11° della prima frazione di gioco. Mikel Raubo, premessa laterale in zona offensiva, lato sinistro dell'attacco rossoblu per la Fortitudo Pomezia. Matteus spalla alla porta, lo anticipa con grande spirito di sacrificio, grande volontà Portuga. Il lancio lungo di Jorge Santos, troppo lungo per William Roccia, anticipato da Moliterno. Il bel sombrero poi di Michelangelo su William Roccia, con il fallo fischiato al capitano gialloblu quando mancano 17 minuti e 27 secondi, 2 minuti e 33 giocati all'interno della ripresa. Il secondo fallo dell'Olimpia Verona. Dudu allarga per Micheletto, che chiama verso di sé Matteus, che fa poi correre con la suola proprio verso il 30 ex Lille, ex anche Acqua e Sapone, che cerca l'imbucata verso il numero 18 Mikel Raubo, appena rientrato sul parquet, per colui che è fin qui il match winner della gara del Palla alle Grazie. La palla lunga da parte di Matteus a favorire lo scatto profondo da parte di Micheletto, tiro cross fermato e messo in corner con i piedi da Alessandro Fior, tutta d'angolo proprio per Micheletto, all'indietro per Matteus che cerca di liberare il destro, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione dopo aver saltato Ugas per il ripiego da parte di Portuga, in modo un po' troppo leggero e lezioso con la suola Jorge Santos. Attenzione a Dudu, Dudu davanti, anzi era Raubo davanti a Alessandro Fior, che gli tocca provvidenzialmente il pallone e va a deviare il destro del 18 in calcio d'angolo. Palla battuta da Dudu, che avevo confuso prima con Mikel Raubo, era stato Raubo a ricevere, a girarsi fronte porta, ad affrontare a tu per tu Alessandro Fior, molto bravo con una zampata a toccare il pallone, a metterlo in corner sul tentativo di Mikel Raubo, vicino dunque alla doppietta personale nel corso del quarto minuto della ripresa. Matteus cerca un po' di spazio, allarga poi verso Micheletto, che imbuca verso Raubo nuovamente con la suola, cerca di girarsi il 18, interviene poi William Roccia che fa carambolare il pallone su Micheletto e favorisce l'uscita di Fior in zona difensiva l'Olimpia Verona con Giannattasio. William Roccia, il lancio lungo di Jorge Santos verso Ugas, Ugas che va a superare Moliterno con un bellissimo pallonetto dopo aver ben controllato il lancio lungo, non facile da amministrare, da gestire da parte di Jorge Santos. Molto bravo Ugas ad anticipare il diretto avversario e a anticipare poi anche Moliterno in uscita disperata, con un pallonetto che però si è adagiato sulla parte alta della porta, sopra la traversa, non tocca la traversa, tocca i pali di sostegno della porta, si adagia sulla parte alta della porta appunto, e sfuma un'importante, interessante occasione per l'Olimpia Verona per trovare il pari.
appena entrati nel corso del quinto minuto della ripresa. È entrato nel frattempo sul parquet per Maurizio Grassi anche Bueno, che gioca il pallone verso Raubo. Dudu col mancino ha respinto William Rocha. Moliterno dalla parte opposta del campo a raccogliere e a giocare per Bueno, che affronta in surplus quasi Kaikelemesh, il gran destro da parte di Lorenzo Minetto Bueno, il gran destro che si stava per spegnere sotto l'incrocio dei pali opposto. C'è stato il tocco provvidenziale decisivo di Alessandro Fiore a mettere in corner. Grande occasione, grande soluzione balistica da parte dell'11 rossoblù, oggi in maglia verde, dopo aver saltato secco Kaikelemesh Florentino a calciare potente con il destro verso l'incrocio opposto. Grande parata di Fior, bello lo scambio poi tra Bueno e Esposito. È proprio Esposito che raccoglie il pallone. Esposito col mancino, ha parato Fior, molto bravo ancora l'estremo difensore ex Mantova, giunto proprio dal Savia Testa Mantova nel mercato di dicembre con lo scambio di portieri con Enrico Ricordi, tornato in bianco-rosso. Attenzione a Raubo che ha un po' di spazio, prova un gioco con la suola destra e la conclusione con il mancino. Ha respinto e messo in corner Kaikelemesh. Calcio d'angolo di cui si incaricherà Yeray Hernandez Gutierrez al 4. Mettere dentro a osservare il movimento dei compagni, va direttamente verso la porta, poi per evitare che scorrano tutti e 4 i secondi a sua disposizione ha rimesso in corner Fior, che ha fatto buona guardia sul suo palo. Questa volta poi Yeray sul secondo corner gioca all'indietro per Lorenzo Bueno, che con il mancino calcia alto. Il lancio lungo di Fior direttamente verso Nardi, ha anticipato Moliterno, non è riuscito a tenere il pallone in gioco. Raubo, Kaikelemesh, Rocha, è ancora in partita l'Olimpia Verona, 0-1 al Palla Le Grazie. Kaikelemesh, la verticale verso Giannattasio, pallone fuori misura. Sono passati 5 minuti e 10 secondi, 14:50 al termine del match, un match che ha ancora molto da raccontare, ancora molto lungo, ancora in pieno equilibrio. L'unico gol della gara di Raubo nel corso del primo tempo, poco oltre la metà del primo tempo, e poi tante altre occasioni, ma ancora nessun altro gol. Ci prova con l'incursione centrale Kaikelemesh, col pallone poi che muore in mano a Moliterno. Raubo controlla sempre molto bene il pallone, spalla alla porta in posizione di pivot, gioca all'indietro da Yeray, che ha poi fatto correre da Esposito all'indietro con l'esterno verso l'ex Ecocity Genzano, già in passato in una parentesi nel 2021-2022 in rossoblù. La maglia pomettina, proprio Yeray che allarga con il destro verso Esposito, che evita l'intervento di Kaikelemesh, cerca lo scambio poi con Raubo, che invece torna da Yeray, che sbuccia, svirgola il destro e favorisce l'intervento di Fior, che poi lancia lungo con le mani verso Giannattasio. Molto bravo lo stesso 4, lo stesso Yeray Hernandez Gutierrez, dicevamo uno dei 2 nuovi arrivati del mercato di dicembre dall'Ecocity Genzano. L'altro nuovo arrivo è Gattarelli, arrivato Daniele Gattarelli dal Sandro Battavellino, maglia con cui ha giocato la prima metà scarsa di stagione, realizzando anche un gol. Rocha, Kaikelemesh, ancora William Rocha, ancora Kaikelemesh, l'ex San Caetano, che gioca centralmente verso Giannattasio, che smista per Nardi. Nardi ha un po' di spazio sul destro, vince un contrasto dopo il tentativo di conclusione contratto da Lorenzo Bueno. Ancora Nardi che controlla il pallone, fa un po' di fatica, la Veronica poi a saltare 2 volte, prima Yeray poi Bueno. Applausi del pubblico del Pala Le Grazie per lui, e poi cerca la sortita alla scorribanda offensiva personale Kaikelemesh Florentino, allungandosi però il pallone sotto la buona guardia, il buon ripiegamento difensivo da parte di Matteo Esposito, e dunque rimessa laterale in favore della squadra di Grassi, con la verticale servita da Bueno verso Michelangelo, appena rientrato sul parquet. Cerca poi nuovamente la verticalizzazione, senza fortuna Matteo Esposito. Il pallone era rimasto nella disponibilità della formazione ospite. Yeray che poi ha ceduto un pallone forse un po' troppo forte, non precisissimo verso Michelangelo, che ha potuto solo toccarlo, non l'ha controllato del tutto. Pallone che si è perso dunque sul fondo. Attenzione a Ugas che vince un rimpallo con Yeray, riesce a guadagnare, a tenere il possesso del pallone, non riesce però ad involarsi verso la porta di Moliterno. Ancora Kaikelemesh, poi Ugas che riesce ad evitare che il pallone scorra
in fallo laterale, ma poi non riesce a controllare del tutto e lo allunga verso Moliterno, che ha già fatto ripartire la Fortitudo Pomezia. Cesaroni, Dudu, ancora Cesaroni, ancora Dudu, centrale, allarga sulla destra per Cesaroni, che poi non si intende con Gattarelli. Paolo Cesaroni, nuovo arrivato la scorsa estate dal Real San Giuseppe, per lui esperienza in passato anche con Acqua e Sapone, Real Rieti, Pesaro, Napoli, Meta Catania e CMB Matera, una lunga lista di formazioni con cui ha giocato in carriera. Lo scorso anno 9 reti per lui con la maglia della società campana, che poi non si è iscritta alla Serie A. Attenzione a Dudu, grande parata, grande intervento a sbarrargli la strada da parte di Alessandro Fior. Altra ottima occasione per la squadra di Grassi per raddoppiare, con Dudu fermato da Alessandro Fior, che ora deve mettere i pugni, deve mettere le mani anche su questo bel mancino verso il secondo palo da parte di Cesaroni, che si era ben liberato guadagnando il centro del campo, accentrandosi e calciando con il piede forte il numero 19 rossoblu. Ora cerca nuovamente lo scambio con il giocatore invece che in precedenza aveva impegnato Fior, Dudu. Michelangelo in surplus cerca la giocata su Portuga, allarga Dudu, un po' di spazio, Dudu con il destro che sfila a lato di pochissimi centimetri. Abbiamo potuto ammirare dalla nostra postazione in modo perfetto la traiettoria del destro del 30 Eduardo Alano Farias, per tutti Dudu, ex Acqua e Sapone e Lille dal 2022 con la maglia rossoblu. Gran destro in diagonale, si è perso di pochissimo sul fondo. Non c'è fallo su Ugas da parte di Gattarelli e nuovamente palla per la Fortitudo Pomezia con lo stesso Gattarelli, l'ex Sandro Abate Avellino appunto, e anche tra le altre Todis, Lido di Ostia, Matera e Lazio. Scorso anno 13 reti per lui con la maglia appunto del Todis Lido di Ostia, e poi la breve fugace esperienza nella prima metà di stagione con il Sandro Abate Avellino. Il tentativo poi dello stesso Cesaroni, l'ultimo tocco e poi di Ugas, che ha forse perso un attimo di troppo prima di allontanare il pallone, stava approfittando Dudu. È lo stesso Dudu che mette dentro per Michelangelo, che non riesce a dare potenza necessaria al proprio destro. Ha raccolto Fior, che poi però va impreciso verso Portinari. Ancora Michelangelo che allarga sulla sinistra, sulla destra anzi, per il mancino di Cesaroni, disinnescato da Fior, che poi anche questa volta è leggermente impreciso con le mani. Comunque applausi e comunque un gesto d'intesa tra Fior e Ugas. Sta per esaurire la prima metà della ripresa, 10 minuti 35 secondi al termine del match. Olimpia Verona sempre a 0, Fortitudo Pomezia sempre a 1. Il gol realizzato da Raubo nel corso del primo tempo è ancora l'unico di questo match del Palla alle Grazie, con Dudu che cerca la palla all'indietro, il passe della muerte verso Cesaroni. Decisivo il tocco, la zampata di Portuga. Jorge Santos, la fuga sulle mancine, attenzione alla palla messa benissimo dentro verso Portinari, che non riesce però a raggiungere il pallone. Rivediamo con la regia curata sempre da Filippo Piovesan la bella giocata, la bella fuga sul lato sinistro del fronte offensivo gialloblu di Jorge Santos, sempre molto veloce, molto rapido, l'ex di turno in queste sue giocate, marchio di fabbrica. Con il mancino ha cercato sul secondo palo la corrente Pietro Portinari, che per questione di centimetri non ha raggiunto il pallone, non ha potuto insaccare nella porta ormai sguarnita con Moliterno fuori causa. Ha potuto insaccare il primo gol in carriera in Serie A. Il giovanissimo, classe 2003, nativo di Arzignano, proveniente proprio dall'Arzignano Calcio a 5, con cui ha giocato nelle giovanili e poi anche debuttato in prima squadra. Ci ha provato con il mancino Lorenzo Zanotto Micheletto, un mancino fermato dalla difesa gialloblu, da un difensore gialloblu. Siamo entrati nella seconda metà appunto della ripresa, con la grande occasione poco fa dell'Olimpia Verona, una gara che vede un leggero predominio territoriale e come occasioni per la Fortitudo Pomezia, che è comunque squadra più forte, più tecnica e con maggior tasso qualitativo
rispetto all'Olimpia Verona, che però è pienamente in gara e a 9 minuti e 31 secondi dal termine, ancora sotto di un solo gol, rete realizzata all'11° del primo tempo da Mikel Raubo. Gara comunque ancora apertissima e sul filo dell'equilibrio, con l'Olimpia Verona che vorrà a tutti i costi ottenere un altro punto dopo quello ottenuto sempre qui 2 settimane fa contro la Came Treviso. Olimpia Verona che per la terza gara consecutiva in casa è su questo parquet, ha traslocato dal Pala AGSM Haim dopo la gara contro il Feldi Eboli e quella contro la Came Treviso, anche questa contro la Fortitudo Pomezia. Poi Micheletto, gran mancino potentissimo, ha parato ancora Fior, ancora strepitoso la fuga di Jorge Santos verso Portinari, che grazie a Moliterno e non riesce ad inquadrare la porta. Non c'è stato, anzi sì, c'è stato il tocco del numero 22 del portiere azzurro di Francesco Moliterno. Anche per lui una lista lunghissima di squadre con cui ha giocato in carriera. Ha battuto male il corner Giannattasio, è intervenuto Matteus che ha favorito la ripartenza rossoblù, che si esaurisce con il tocco di Roccia che ha fermato l'azione di Michelangelo, il gioco di gambe di Micheletto, lo stesso Roccia che va a respingere la conclusione del 7 rossoblù. Portinari dunque ha avuto 2 importanti occasioni, servito in entrambi i casi da Jorge Santos, leggermente troppo lungo il servizio dello spagnolo ex Fortitudo Pomezia, appunto ex di turno, oltre che il Posso Murse e molte altre squadre in patria, in Spagna appunto. Leggermente troppo lungo il servizio verso Portinari nella prima occasione, e poi invece preciso nella seconda occasione con Portinari che davanti a Moliterno non è riuscito ad inquadrare lo specchio di porta, non riesce invece ad impattare nel migliore dei modi Mikel Raubo sul servizio dell'ex Sporting Lisbona Michelangelo. Raubo che va a mancare l'impatto col pallone con il mancino, poi pallone che va a colpire il piede d'appoggio, il piede destro. Un tentativo anche un po' goffo da parte di quello che è comunque un grandissimo giocatore, che sta facendo parlare per lui le cifre, i gol. 21 lo scorso anno, al primo anno appunto con la maglia della Fortitudo Pomezia, già 12 in questa prima metà scarsa, perché mancano ancora 8 minuti e 15 secondi al termine di questa gara, diciamo in questa prima metà scarsa di stagione di 2023-2024. 8 minuti, 9 secondi al termine al Pala Le Grazie, sempre 0-1, sempre Mikel Raubo decisivo fin qui. L'unico gol della gara tra Olimpia Verona e Fortitudo Pomezia. Matteus Caetano Rinaldi verso Micheletto, poi verso Raubo, anticipato da Dario Giannattasio. Rimessa laterale a 8 minuti e 1 secondo ora dal termine per la Fortitudo. Zona offensiva, lato sinistro del fronte offensivo rossoblù della formazione pometina laziale. Matteus allarga dall'alto posto verso Micheletto che guadagna un po' di velocità, si porta il pallone sul destro, piede debole, in cui salta Nardi ma poi va a depositare il pallone direttamente dalle parti di Fior. Jorge Santos sterza e si porta il pallone sul destro, palla leggermente troppo lunga per William Roccia che riesce comunque a recuperare la posizione, il pallone, a cedere nuovamente da Jorge Santos in surplus. Jorge Santos col mancino, tiro cross allontanato da Matteus. William Roccia all'indietro da Fior che gestisce il pallone, lancia lungo col destro, una palla troppo lunga per Federico Nardi e dunque si procederà ad un rinvio dal fondo già battuto da Moliterno. Bueno cerca di disorientare William Roccia, è costretto a tornare da Esposito. Ora Matteus nuovamente in surplus, cerca la giocata centrale verso Raubo, si accontenta della rimessa laterale Esposito, è rimasto a terra poi Portuga, se non vado errato. Tra le fila giallo-blu entrano i sanitari della squadra di casa che vanno a sincerarsi delle condizioni di Fabiano D'Oliveira Barreto, per tutti Portuga, giocatore al primo anno in giallo-blu, classe 89,
Nativo di San Paolo, gli ultimi 2 anni con la maglia del Ciampino Aniene, quindi settimana scorsa era l'ex di turno. L'anno ancora precedente, 3 anni fa, invece con la maglia del Real San Giuseppe. Per lui negli ultimi 3 anni, appunto nelle ultime 3 stagioni, 55 gol, 16 nella fattispecie lo scorso anno. Vi ho letto le cifre e i numeri di Portuga. Il giocatore a terra era invece Jorge Santos, ce ne siamo accorti ora che si è rialzato. Jorge Santos Rodriguez, che invece appunto è ex di turno oggi, nativo di Madrid, classe 94. In Spagna esperienza con le maglie di Jaén, Levante, Saragossa e El Pozo Murcia nella massima serie del campionato di casa. E appunto la prima esperienza in Italia è stata lo scorso anno con la maglia appunto della Fortitudo Pomezia. Per lui 8 gol, ci ha provato una sortita offensiva Matteus Reinaldi Caetano, una palla disinnescata nuovamente da Alessandro Fior, nuovamente in possesso di palla la squadra ospite di Maurizio Grassi. L'ultimo tocco è di Kajke Lemes, che ha anticipato Raubo, gli ha messo il pallone in fallo laterale, molto vicino all'incrocio delle righe, molto vicino al corner, ha giocato direttamente Bueno all'indietro da Matteus, che punta occhi negli occhi Nardi, allarga poi verso Bueno, che cerca un tiro cross che sta diventando maligno, perfido come traiettoria per la porta di Alessandro Fior. Il tocco di Ugas stava per ingannare l'estremo difensore gialloblu ex Savia Testa Mantova, già in gialloblu 2 anni fa. Non riesce, non si fa sorprendere però Alessandro Fior, come sempre molto attento, uno dei migliori quest'oggi, sempre molto bravo, sempre abile e pronto di riflessi nel disinnescare le conclusioni avversarie, nel respingerle in tutti i casi tranne in uno. L'occasione dell'unico gol della gara, l'11° di Michael Raubo, in quel caso immobile, incolpevole comunque ovviamente sul tentativo di Michael Raubo con il destro sul primo palo stretto a coglierlo in controtempo, un tentativo anche abbastanza ravvicinato rispetto alla sua porta. 6 minuti e 10 secondi ancora da raccontare in questa gara al Pala Le Grazie, sempre più 1-0 per la Fortitudo Pomezia. In pressing la squadra giallo-blu con Nardi che tocca il pallone sul tentativo di Dudu di servire Bueno. Cercano di scambiarsi qualche indicazione l'11 e il 30 in maglia verde. Siamo entrati ora negli ultimi 6 minuti di gioco. Nuovamente Kajke Lemes, attenzione a Roccia che gestisce il pallone, c'è stato il tocco di Bueno, il fallo è suo e c'è il terzo cartellino giallo nella gara, a cui si aggiunge quello estratto da Romano nel primo tempo all'indirizzo del direttore generale giallo-blu Mirko Renier per proteste in panchina. Come uomini di campo è il terzo cartellino giallo. In questo caso è stato ammonito dunque Lorenzo Minetto Bueno, nuovo arrivo scorsa estate dal Savia Testa Mantova. Lo scorso anno 5 gol con la formazione biancorossa in Serie A2. Il tocco in ritardo sull'altro 11 in campo, quello giallo-blu, William Roccia. E dunque a 5 minuti e 51 secondi cartellino giallo per Lorenzo Minetto Bueno. Soprattutto il secondo fallo per la Fortitudo Pomezia. 2-2 il conto dei falli in questa ripresa e 1-0 sempre esterno ospite il punteggio che conta. Fallo ora questa volta di Dudu ai danni di Kajke Lemes e quindi nel giro di pochissimi secondi secondo e terzo fallo della Fortitudo Pomezia, che ora quindi deve stare attenta a non esagerare con l'intensità per non rischiare appunto di aumentare il bottino, si fa per dire, di falli e dunque concedere il tiro libero in favore dell'Olimpia Verona. Rientra al posto di Jacopo Ugas Jorge Santos. Giannattasio lascia poi la battuta proprio allo spagnolo che va col mancino, può solo toccare Molitierno, il pallone si insacca. Grande esultanza giallo-blu, è 1-1 a 5 minuti e 41 secondi dal termine, ha pareggiato l'Olimpia Verona.
Un po' sorpreso Francesco Moliterno sul calcio di punizione, battuto comunque davvero molto bene, ben indirizzato da parte di Jorge Santos Rodriguez, che firma dunque la rete numero 4 della propria stagione, la seconda consecutiva dopo quella realizzata sul parquet del Sporting Ciampino Futsal settimana scorsa. Più che illusorio vantaggio al primo minuto di gioco, per una partita poi terminata 8-1 per la formazione aeroportuale. Sembra d'essere ben più pesante, ben più importante come peso specifico questo gol, arrivato nel corso del 15° minuto della ripresa a firmare l'1-1. E dunque dopo diverse occasioni per raddoppiare da parte della Fortitudo Pomezia, sempre ben fermate, ben disinnescate da uno dei migliori in campo, Alessandro Fior, anche se ci sono da annoverare anche due occasioni importanti per l'Olimpia Verona, per Pietro Portinari. C'è stato il pareggio dunque della formazione di Luca Castagna, con il calcio di punizione letale per Moliterno di Jorge Santos Rodriguez. Alla rete di Raubo dunque ha risposto lo spagnolo giallo-blu, e dunque 1-1 con 5 minuti, gli ultimi 5 minuti di questo match, tutti da vivere. Cesaroni cerca di disorientare Jorge Santos, entra dentro il campo, chiede a Michelangelo, cercherà ora di aumentare nuovamente la pressione la Fortitudo Pomezia. C'è il fallo fischiato a Kaike Lemes ai danni di Dudu, terzo fallo dunque anche per l'Olimpia Verona. 3-3 il conto delle irregolarità in questa ripresa, 1-1 da pochi istanti il punteggio che conta. Alla rete all'11° di Michael Raivo, ha risposto al 15° della ripresa Jorge Santos Rodriguez per l'Olimpia Verona. Calcio di punizione dalla 3/4 di campo offensiva per la Fortitudo Pomezia. Parte proprio Dudu, parte lui che allarga verso Michelangelo, ha capito tutto e ha intercettato William Rocha. Attenzione, Ugas ipnotizzato da Moliterno, grande contropiede per l'Olimpia Verona con la palla recuperata, contro ripartenza per la Fortitudo Pomezia con la respinta con i piedi di Fior su Micheletto, e poi il fallo di Dudu su Jorge Santos, furbo anche a prendersi questo fallo che sicuramente c'è, però occasioni importanti, importantissime da una parte e dall'altra. La punizione di Dudu giocata verso Michelangelo, che sul suo destro ha trovato l'opposizione di William Rocha, poi bravissimo, abilissimo nel lanciare a campo aperto Jacopo Ugas, che ha controllato bene, si è involato, si è presentato a tu per tu, tutto solo contro Moliterno. È stato però ipnotizzato dal bravissimo estremo difensore classe 89, sorpreso poco prima sulla punizione, comunque ottima, ben battuta da Jorge Santos. Grande occasione per l'Olimpia per passare in vantaggio e per ribaltare l'iniziale svantaggio. Dall'altra parte Micheletto in ripartenza, impegnato per l'ennesima volta Fior, bravo però a respingere con i piedi, e poi nuovamente una ripartenza, un ribaltamento di fronte cercato da Jorge Santos, fermato da Dudu, cartellino giallo per il 30 rosso-blu. E dunque quarto fallo per la Fortitudo Pomezia contro i 3 dell'Olimpia Verona, e dunque sono improvvisamente aumentati nel giro di pochi secondi, di pochi minuti, i falli della Fortitudo Pomezia. Attenzione a Micheletto che va a calciare con il mancino un tiro che stava per sorprendere Fior, che forse non ha visto partire la conclusione del 7 in maglia verde, conclusione che si è persa di poco sul fondo. Cerca la giocata ora Ugas, che viene prima anticipato da Dudu, poi è lui ad anticipare Micheletto, riceve poi da Jorge Santos, cerca di saltare Dudu, che però è bravo a sbarrargli la strada, a favorire il recupero di Michelangelo. Raubo allarga proprio per Micheletto, velocemente sulla destra per Dudu, riceve nuovamente il set ex Pescara, ancora Michelangelo, alle sue spalle Kaike Lemes, gestisce bene comunque il pallone il portoghese, campione d'Europa e campione del mondo. Poi è bravo Ugas, sortita offensiva anche per lui, grande fuga, Ugas in vola, Ugas che poi non calcia
e serve male, però troppo debolmente Jorge Santos. Splendida fuga del 19 ex Nuova Comauto Pistoia, ma poi al momento decisivo sul più bello non calcia, preferendo andare da Jorge Santos con un pallone però troppo leggibile dalla difesa rossoblu. E poi dall'altra parte Raubo punisce Michal Raubo, 2-1, nuovo vantaggio Fortitudo Pomezia a 3:16 dal termine. Questa è esperienza, questa è qualità, questa è la capacità di girare a proprio favore gli episodi che capitano nel corso di un match. Da una parte Ugas, strepitosa fuga e strepitosa azione a rompere la linea difensiva rossoblu, ma poi sul più bello a non calciare verso la porta difesa da Moliterno e a preferire il servizio effettuato tra l'altro non nel migliore dei modi verso Jorge Santos. Gol sbagliato come anche in precedenza sempre da Ugas davanti a Moliterno, e gol subito con la grande giocata di sapienza tecnica, tattica, di grande qualità da parte di Michal Raubo a superare il diretto marcatore e a superare per la seconda volta un grande e un gol di pregevole fattura Alessandro Fiore. Quindi a 3 minuti e 16 secondi dal termine, time out chiesto da Luca Castagna, time out della formazione giallo-blu per dare le ultime indicazioni ai propri giocatori per questi ultimi scampoli di gara, per cercare nuovamente il pareggio trovato al 15° minuto da Jorge Santos, nuovamente vanificato ora dalla rete al 17° nuovamente di Raubo. E dunque Raubo, Jorge Santos Raubo, Olimpia Verona 1, Fortitudo Pomezia 2, 14°, anzi scusate 13° gol stagionale del classe 98 del pistolero. Portiere di movimento per l'Olimpia Verona con Giannattasio con la maglia blu di Alessandro Fior per il power play, tattica con cui 2 settimane fa l'Olimpia Verona aveva raggiunto il pari, il 2-2, che sarebbe lo stesso risultato contro la Came Treviso. Portuga proprio per Giannattasio, ancora Portuga, ancora Jorge Santos. Entrati negli ultimi 3 minuti di gioco, 2:45 per l'esattezza, cerca di scombinare la linea difensiva rossoblu l'Olimpia Verona con questo prolungato possesso palla. Ha un po' di spazio ora Giannattasio che cerca il servizio verso Kaikelemes, ha capito tutto e ha deviato in corner Moliterno. Portuga, ancora Giannattasio, ancora verso l'area con Cesaroni che ha capito tutto, è intervenuto e poi molto bravo a tenere il pallone in campo, bravissimo e applaudito dal pubblico di fede giallo-blu qui al Palla alle Grazie Jorge Santos per riciclare nuovamente un possesso fondamentale per l'Olimpia Verona. Ancora il 16, allarga per Giannattasio in posizione di interni laterali, Giannattasio e Kaikelemes di centrale difensiva Jorge Santos. Ora Portuga all'estremo sinistro, all'estremo destro scusate, all'estremo sinistro c'era Kaikelemes. Nel frattempo nuovamente a redarguire la panchina giallo-blu con qualche protesta di troppo Romano, il primo arbitro oggi. Calcio d'angolo in favore della formazione giallo-blu della squadra di Luca Castagna. Portuga all'indietro proprio da Giannattasio, il portiere di movimento. 100 secondi ancora al Palla alle Grazie, 1-2. È tornata in vantaggio da pochi istanti la Fortitudo Pomezia, merito del solito grande Michal Raubo. In qualche modo attenzione a Giannattasio che aveva servito in malo modo Kaikelemes, si era intromesso Paolo Cesaroni che però poi di prima con il destro, piede debole tra l'altro, non era riuscito ad inquadrare la porta rimasta sguarnita e poi è costretto ad allontanare in una zona dove non ci sono compagni Kaikelemes per la pressione proprio del numero 19 ex Real San Giuseppe. Ha giocato, attenzione a Matteus era rientrato nel frattempo tra i pali il portiere di ruolo Alessandro Fior, che ora cede a Kaikelemes, esce nuovamente lasciando spazio a Giannattasio. Ugas, ancora Giannattasio, ancora Ugas che ha in 2 occasioni sprecato il gol del vantaggio.
Due occasioni davvero importantissime per l'Olimpia Verona. Ultimo minuto di gioco, ultimi 60 secondi, ancora in power play l'Olimpia Verona. Situazione già vista, sempre sullo stesso punteggio di 1-2 nell'ultima gara casalinga, sempre qui al Pala Le Grazie contro la Cameo Treviso. Jorge Santos, Giannattasio allarga per William Rocha, ancora il 17, ora il 16. Un po' di spazio, Kaique Lemes sul lato sinistro. Giannattasio deve accelerare per l'Olimpia Verona. William Rocha dentro per Ugas con un pallone a mezza altezza, impossibile da deviare dal 19. E poi va con l'altro 19 in campo a lamentarsi, è Cesaroni. Si scambiano le vedute i due in modo poco ortodosso, poco pacifico, diciamo. E poi Matteus che va a rinviare proprio contro Ugas. La palla è uscita sul giro, sulla traiettoria. Esce proprio al limite con le mani Fior. William Rocha, ultimi 20 secondi. Ci prova fino in fondo l'Olimpia. Jorge Santos, Giannattasio è rientrato in campo al posto di Fior. 15 secondi, grandi emozioni fino alla fine. Kaique Lemes cerca l'imbucata per Jorge Santos, per Ugas. Jorge Santos troppo debole verso Moliterno che abbranca il pallone, cede a Dudu, mancano pochissimi secondi. Dudu verso Ierai, muore qui il pallone, finisce qui al Pala Le Grazie con la grande sofferta ma preziosissima vittoria della Fortitudo Pomezia sull'Olimpia Verona. Olimpia Verona 1, Fortitudo Pomezia 2, la rete nel primo tempo all'11° di Michael Raubo, nella ripresa il pareggio giallo-blu al 15° con Jorge Santos, ma dopo due grandi occasioni fallite da Jacopo Ugas per il vantaggio giallo-blu ha punito la squadra di Luca Castagna Michael Raubo con la doppietta personale al minuto numero 17. Olimpia Verona dunque che resta ultima, sarebbe rimasta ultima comunque, ma resta inchiodata a un punticino dopo metà campionato con la 14ª sconfitta in 15 partite. Va ad ottenere la quinta vittoria della propria stagione la Fortitudo Pomezia, che sale così a quota 19 punti. Il prossimo turno l'Olimpia Verona sarà impegnata nuovamente in casa, tornando però sul parquet del Pala GSM Heim, ospitando l'Eco City Genzano sabato 13 gennaio alle ore 17. Anticiperà invece al venerdì 12 gennaio alle ore 20:30 sul parquet del Napoli Futsal la Fortitudo Pomezia. Io vi ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia e Filippo Salvador e Alex Torrinesi per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 su Futsal TV da Giacomo Mozza.